Questa 2019 è senz'altro un'estate anomala, con temperature elevate, molte volte al di sopra della media, con anche un elevato grado di umidità e con inevitabili effetti sulla popolazione. In questi giorni sono stati molti anziani, ma anche giovani, a ricorrere alle prestazioni del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, oltre 200 gli accessi in questi ultimi giorni. Caldo torrido che sta mettendo a dura prova l'agricoltura e gli allevamenti, colpi di calore e stress idrico per le piante che ha portato alla difficile crescita dei frutti, bruciato gli ortaggi e danneggiato i cereali. Cala la produzione del latte nelle stalle e le galline fanno meno uova. Caldo che si alterna però a continue allerte meteo, violenti temporali, in alcuni casi delle vere bombe d'acqua, come è accaduto a Piovene Rocchetti e a Noventa Vicentina, piogge che hanno allagato scantinati, taverne e trasformato le strade in torrenti, mentre il vento ha sradicato alberi. Dopo l'ennesima ondata di calore, l'allerta meteo torna a riproporsi anche nelle prossime ore. L'anticiclone, il promontorio che ha provocato questa situazione si attenua, non fa più affluire aria calda, ne approfitta subito una discesa di aria relativamente più fresca e non fredda certamente. Ecco, la convergenza di queste due masse d'aria potrà provocare qualche fenomeno di instabilità. Diciamo subito che sarà più probabile domani sui rilievi del Vicentino. Vicenza anche potrà essere, la pianura potrà essere interessata. Massima attenzione anche in città Vicenza, onde evitare situazioni problematiche. La principale, diciamo così, richiesta che facciamo ai cittadini è quella di prestare molta attenzione soprattutto alla rete secondaria, quindi anche ai fossati. Non è un problema chiaramente di fiumi in questo caso, ma di vere e proprie bombe d'acqua che in questo periodo causano diversi problemi, soprattutto alle cose, agli scantinati, quindi massima attenzione ai cittadini. Sarà un'ondata di maltempo veloce che ci fa ben sperare in un ritorno di temperature più consone. Dopodomani già è previsto per tutte le nostre zone un cielo in prevalenza sereno, con temperature però che si riassesteranno su valori più normali, al di sotto addirittura della media, quindi valori massimi intorno a 25, 26, 27 gradi.